Se siamo felici, se siamo in pace, possiamo sbocciare come un fiore e la nostra famiglia, tutta la società, trarranno beneficio dalla nostra pace. Thich Nhat Hanh. Buongiorno a tutti per il consueto appuntamento con questa parte del benessere. Oggi voglio parlarvi del massaggio al viso. Spero che mi riconosciate tutti, comunque sono Fatima Mocci e sono titolare dello studio Ananda Indigo a Conegliano, sono operatore del benessere. L'altra volta abbiamo parlato del massaggio rilassante e di quanto è importante anche coinvolgere il viso, perché io quando comunque faccio un massaggio non tralascio mai il viso, la nuca, anche i capelli, se la persona ricevente me lo consente. Io però oggi volevo soffermarmi sull'importanza, perché noi trascuriamo degli aspetti che, mi ripeto, sono veramente importantissimi, perché non diamo la giusta e dovuta considerazione a questo tipo di massaggio. Dei benefici, vorrei parlarvi di questo massaggio, dei benefici del massaggio al viso e di come io lo eseguo. Perché non posso dirvi quanto è piacevole e rilassante, questo potete scoprirlo soltanto da soli facendolo, provandolo. Non voglio essere immodesta, questo mi rifaccio a quello che mi dicono le persone che l'hanno provato, siano essi uomini o donne. Il massaggio al viso è qualcosa di talmente personale che le sensazioni che si provano non sono mai uguali, non sono standard, ognuno riceve e vive emozioni differenti. Nel viso, come nei piedi, abbiamo dei punti riflessi del nostro corpo. Quindi situazioni di disagio riferite ad organi interni, come per esempio l'intestino, possono essere alleggerite, trattate, alleviate, spesso anche risolte, con una stimolazione di questi punti. Va da sé che è importante stimolare di questi punti particolari, delle zone particolari, perché questi spazi hanno un riferimento ai nostri organi interni, ma anche agli organi esterni. Per esempio, io quando faccio il massaggio al viso non tratto propriamente gli schemi della riflessologia, ma mi baso sulle conoscenze che ho per trattenermi un po' di più quando so che una persona ha, che ne so, un problema alle spalle, ha un problema alla schiena, ha un problema all'intestino, allora so che zone stimolare di più, che zone massaggiare di più, ma nel massaggio al viso io abbino differenti tecniche che fanno parte di diversi massaggi, quindi per fare un massaggio al viso userò delle manovre che riguardano il massaggio hawaiano, delle manovre che riguardano l'indonesiano, altre che riguardano la riflessologia vietnamita o il massaggio vietnamita, che sono due cose diverse, e comunque prenderò da ognuna una cosa diversa, sempre per arrivare all'unico scopo, che è quello del benessere, è quello di farvi star bene, quindi di sciogliere le tensioni, ma c'è un aspetto che noi non dobbiamo trascurare nel massaggio al viso, che è importantissimo, ed è la stimolazione della microcircolazione, perché in questo modo noi ossigeniamo i tessuti sottocutanei. Molte volte noi lo trascuriamo il viso, invece è veramente importante, perché stimolando la microcircolazione riusciamo ad ottenere una pelle più luminosa intanto, perché la pelle viene ossigenata, riusciamo ad avere una muscolatura più distesa, quindi ne giova l'espressione,
e anche la produzione, stimoliamo la produzione di determinati enzimi e sollecitiamo la formazione di quelle sostanze come l'elastina, come l'acido ialuronico, che comunque noi produciamo e con l'età produciamo meno per determinati processi, ma noi in questo modo stimoliamo la nostra pelle ad agire, a reagire, la facciamo respirare. E quindi possiamo ottenere altri risultati, che sono un attenuarsi delle rughe, che è un maggior turgore, ma anche un'insolita morbidezza, che si traduce in una pelle liscia e vellutata, e non è una cosa da trascurare. Vi cambia proprio l'espressione del viso, un massaggio al viso. E quando io massaggio il viso, coinvolgo anche il collo e la zona dietro il collo, quindi quella cervicale, il décolleté e parte delle spalle, per concludere poi con il capo. A parte i benefici, diciamo, salutistici, non dobbiamo trascurare l'aspetto del piacere, che ci fa emozionare regalandoci dei momenti particolarmente rilassati. Tra l'altro, vorrei accennare all'importanza del massaggio anche sulla testa, del massaggio alla testa, in questa fase, perché forse non tutti sanno che stimolando il cuoio capelluto noi facciamo affluire il sangue ed è come se accendessimo una lampadina. Noi riusciamo, senza renderci conto, a stimolare una zona che ha bisogno di essere sollecitata e ha bisogno di una spinta alla circolazione. E quando questo avviene, i benefici non rimangono alla testa, ma il nostro corpo ne trae beneficio soprattutto le articolazioni e in modo specifico, in modo particolare le giunture, quindi intendo le ginocchia, i gomiti e le caviglie. Sembra strano, però il massaggio alla testa giova anche a questo. Ora, a parte appunto, dicevo, questi benefici a livello di salute, ma anche a livello di rilassamento, io personalmente possiamo abbinare anche un trattamento specifico quando qualcuno lo richiede. Per esempio una maschera d'argilla, oppure un fango di abano, oppure ancora una pappetta ottenuta con la polvere d'oro e la polvere di perla, ci sono anche altre alternative che fanno parte di questo mondo per arrivare al benessere, ma il massaggio è insostituibile e fondamentale. Poi ci sono degli strumenti appunto svolti, che sono volti alla circolazione a favorire la circolazione del microcircolo e quindi derivano da antiche tradizioni ataviche, da conoscenze dei nostri nonni, fanno proprio parte delle antiche tradizioni, ma di varie popolazioni ho scoperto, e oggi sono state adattate alla modernità, e quindi noi troviamo questi attrezzi che non alterano l'efficacia ma vengono utilizzati più facilmente, ovviamente, senza togliere l'effetto per cui nascono, e quindi non estirpando le radici, ma vengono adattati nel tempo. Io uso queste cose, che sono delle coppette particolari per il viso, che è come la sensazione è quella di ricevere tanti baci, ma questa, anche se sembrerà strano, stimola veramente la circolazione del sangue, perché è una tecnica un po' particolare. E poi uso anche altri attrezzi, però lo scopo è sempre quello di raggiungere un benessere particolare, e quello di farvi provare delle sensazioni, oserei dire, paradisiache. Quindi concedetevi questo massaggio, perché
oltre che far bene oltre che fare bene al fisico e regalarci questo piacere, veramente è un rilassamento quasi totale, anche se solo al viso e alla testa. Spero di ritrovarvi qui anche la prossima volta, la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Radio Conegliano 90-60, oppure per chi vuole vedermi può andare al link www.venetoglobe.com alla rubrica del benessere. Se no, mi telefonate al numero 345 812 0427 per chiarimenti o per un appuntamento, per un regalo, per un consiglio. Io sono a Conegliano in via Verdi 17F, ma accordandoci posso ricevere anche a Treviso. Un abbraccio virtuale a tutti da Fatima.